Io son partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. L'istante breve è ancora più breve se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno ti riesca a toccare. Con i colori si può cancellare il più evidente ed desolante squallore. Son diventato, sai, tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vivrò dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile e il mio discorso più bello, più denso esprime con il silenzio il suo senso. Io quante cose non avevo capito, che sono chiare come stelle cadenti, e devo dirti che è un piacere infinito portare queste mie valigie pesanti. Tanto amico caro davvero, e tante cose son rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre, se puoi, di capire. Son diventato, sai, tramonto di sera e parlo come le foglie d'aprile e vivrò dentro ad ogni voce sincera. Vivo il canto sottile e il mio discorso è più bello, più denso, esprime con il silenzio il mio senso. Mi manchi tanto amico caro davvero, e tante cose son rimaste da dire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre, se vuoi, di capire. Ascolta sempre solo musica vera e cerca sempre, se vuoi, di capire. Buonasera a tutti e benvenuti in Casa Peretti. Finalmente dopo 2 puntate torniamo dal vivo a cantare per voi. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, quindi richieste, canzoni, compleanni, fotografie. Cioè ragazzi, divertitevi, cantate insieme a noi. Dico noi perché non sono solo, abbiamo una scaletta pazzesca. Ho vicino a me ormai la mia compagna musicale da 4 immensi anni, Valentina Branca. Ciao! Ciao a tutti. 4 immensi anni danno l'idea di essere lunghissimi e molto faticosi. No, immensi come immensi di emozioni, immensi di note, di canzoni, di gioia, di messaggi. Sì. Cioè ragazzi, che bello. Ancora un mesetto, poi ci fermiamo poi per le vacanze, ma questo mese è bello ricco, amici a casa, è bello ricco. Tra un po' parleremo dell'evento della settimana, questo contest, music contest di Bagnolo, partito ieri. Daremo la classifica, però subito dopo la tua voce, la tua arte, una canzone, una cover di Laura Pausini interpretata da Valentina Branca, Destinazione Paradiso. Questo giro tondo d'anime che si è volta e perso e resta qua.
bravissima, Dove brava, vai? bravissima, Dove brava, vai? bravissima. Dove Devo stai far vedere le scarpe bianche, vedi? Oh, Sono guarda, molto belle, sono vedi? molto da donna, ma sono No, molto sono belle. proprio da donna, ma me ne frego perché a me piacciono, poi un regalo di una cara amica e Sono quindi belle, le sono metto. bellissime. Le ha comprate per lei, non le andavano, infatti piacciono, certo che mi Benissimo, piacciono. benissimo. Mi sa Poi- che te le frego dopo. Poi basta con questi stereotipi, vestito da donna, ragione, vestito hai anche la ragione. maglietta, anche la maglietta. beh, anche molto da chic donna, la ma Chi se ne maglietta, frega, a sì, me sì, piace, stai non bene. ho tendenze No, particolari, ma però a me fai bene. piacciono e quindi poi la roba bella da uomo non la fanno più. È vero, questo hai ragione. Cioè, C'è poca scelta, è vero. Ma vai a fare un giro al mercato? Su, C'è poca su scelta. 100 banchi ce ne 99 da donna e uno in sì, ferramenta. Quindi dove la compro la roba, ragazzi? Hai Dai, ragione. 348 80 40 254, la regia mi ha scritto e che tu non trovi le taglie da uomo. Non è vero, no, non c'è proprio la roba che mi piace, non è colpa di nessuno. Andiamo avanti con la trasmissione ed entriamo iniziamo a parlare di questo Music Contest di Bagnolo. Ieri la prima puntata ha già visto sfidarsi queste 7 band. Adesso andiamo a fare un riassunto veloce delle band. Ricordo che potete votare la vostra band preferita fino a venerdì. Noi ne parleremo tutta la settimana. Ricordo che venerdì non saremo in onda, ma fino a giovedì facciamo dei riassunti qua in trasmissione. Potete votare tramite il codice, tramite il numero di WhatsApp qui davanti a noi, oppure andate tranquillamente sulla puntata di YouTube e nei commenti potete appunto dare la vostra preferenza. Andiamo a fare un riassunto con il codice 1 SDM Nuove Zone d'Ombra. Andiamo a rivedere 30 secondi della loro esibizione. Vai regia. I never meet the ground, crashed to the surface where I get at us. We fight from the shadow now. In the shallow, in the shallow. 2 gli Affittasi Cantina. C'è un'emozione da poco, mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto la legge differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, no, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti. Terzi concorrenti in gara, potete votarli con il codice 3, loro sono i The Ruins. Eccoli qui. She got better days, I should turn a morning on you. Round you like you would dice until you come out blue. She got better days, eyes. If she tease you, she'll unease you. All the better just to please you. E se volete invece votare i Red Wine and Blues, il codice è il 4 e questa è la loro musica. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You get me swimming like a pillowcase, makes you let my love go to waste. Please unchain my heart, baby, let me be. Il codice 5 abbiamo gli All-In. Votateli se vi piacciono e andiamo a risentirli adesso. Corri adesso corri, finché il respiro non si spezza. Vola sopra l'uno dei battitori. Dimenticare tutto, il cielo al bosco e il fiordalisi. E perso l'orizzonte, lasciare indietro la paura. Gli Serpent hanno il codice 6 e queste sono le loro note, la loro musica, anche per loro. Andiamo a rivederli un pezzettino piccoli, vai. J'arrivello via fra la lunghetta l'ansia, j'arrivello via fra la lunghetta l'ansia, l'europeo
bello becco. Lauro mio, Lauro femmino, senti bello becco fa. Invece Sara Hennens Band al codice 7, andiamola a sentire. Ti accanto, mi interessa sentirti, sento che mi manchi, sento che mi manchi, voglio averti accanto, mi interessa sentirti, io ti scrivo nel silenzio, per lasciarti parlare. Valentina, tu hai già votato? Ho già votato, ma non posso dire chi ho votato. Certo, no, non si Ho può. anch'io le mie preferenze, dunque. Giusto Ho votato che sulla, sia sulla pagina YouTube così, di sulla Casa pagina Peretti. YouTube di Casa Peretti, mi raccomando, date la preferenza, e anche durante le puntate dal vivo fino a venerdì. Abbiamo già una classifica parziale vista dai voti Certo. arrivati ieri durante la puntata in TV, quindi E su siamo Rete 7. curiosissimi. Siamo curiosissimi. Al terzo posto abbiamo due band, andiamole a vedere, vai regia. merito. Al terzo posto abbiamo il New Serpent con il codice 6, il Red Wine and Blues con il codice 4, terzi classificati. Ricordo che la classifica è provvisoria, mentre al secondo posto abbiamo, vediamo, gli Affittasi Cantina, che potete rivotare o votare con il codice 2. Primo posto provvisorio è per la band di Sara N con il codice 7. Ricordiamo che questa è la classifica provvisoria, ma tutti i voti potrebbero ribaltare o confermare questo risultato. Scusate, ma questa cosa, vieni in onda regia, grazie. Questa cosa del ribaltare o confermare il risultato mi è piaciuta tantissimo. Ok regia, l'abbiamo vista scaletta, quindi classifica provvisoria, vede davanti Sara N, secondo posto gli Affittasi Cantina e poi Red Wine come terzi insieme a Lui Serpent. Quindi mi raccomando, votate, abbiamo fatto un riassunto, ricordo che la classifica può essere completamente ribaltata o confermata. Con i nuovi voti. Sì, esatto. non sono io a dare un giudizio. Non sono uno di quelli che si vedono in altri. Non sono. Non è lui, è Peiretti, non è Borghetti. Torniamo a cantare, dai. Ornella Vanoni. Ed uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scossa oramai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno, si vedrà. Ed uno di quei giorni in cui rivedo tutta la mia vita, bilancio che non ho quadrato mai. Posso dire ogni cosa che ho fatto a modo mio, ma con che risultati non saprei. E non mi son servite niente esperienza e delusioni, e se ho promesso non lo faccio più.
vedrà, sono le 20:20, è arrivato il momento della pubblicità. Non cambiate canale, 3 minuti e mezzo e torniamo in diretta. Sono le 20:20, l'ho appena detto, quindi controllate se dico una bugia. Ma precise. Pubblicità. Il prossimo brano lo voglio dedicare a tutti i sorcini all'ascolto, perché questa è una delle più belle canzoni di Renato Zero. Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi. Cioè, dire questa frase a una donna credo che sia l'amore più importante che si possa dimostrare. Prendersi cura dei giorni di un'altra persona, anche perché i giorni sono il tempo è la nostra vita, e fino a prova contraria abbiamo questa. E prendersi cura della vita di qualcun altro è amore puro, magari. Renato Zero. Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te, le più ostinate malinconie, magari. Magari toccasse a me, o esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, magari. Magari toccasse a me un po' di quella felicità, magari. Saprò aspettare te domani e poi domani e poi domani. Io come un'ombra ti seguirò, la tenerezza è un talento mio, non ti deluderò, la giusta distanza io sarò come tu mi vuoi, ho un certo mestiere anch'io, dai, mi provi, dai, mi provi. Idraulico cameriere, all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire, magari. Se tu mi conoscessi, certo che non mi negheresti due ali, che ho un gran disordine nella mente e solo tu mi potrai guarire, rimani. Io sono pronto a fermarmi qui, il cielo vuole così, prendimi al volo e poi non farmi cadere più da questa altezza, sai, non ci si salva mai. Mi ami,
Carissima Tullio Sorcini all'ascolto, un brano un po' rivisitato. Ultimamente mi piace stravolgere un po' le canzoni, anche perché in 4 anni, Valentina, correggimi se sbaglio, in 4 anni le abbiamo già cantate tutte, Le abbiamo tante cantate volte. tutte. E quindi anche sto quelle non cercando, ancora esistenti. esatto, sto cercando di andare a prendere dei ritmi diversi, dei testi a volte diversi, come magari vedremo nel terzo tempo. Ma Molto adesso bello, abbiamo molto bello. voglia di mare, una storia particolare, come dico sempre, Sì, la è vero. storia di una prostituta che non vede l'ora di prendersi un po' di vacanza e raggiungere il mare. Un sogno per lei. Pensate questo testo, che quanto è strano, no? Pensare che una giornata al mare per una donna sia un sogno. Purtroppo è ancora così in tante realtà, e questa è l'umanità. Sarebbe proprio l'umanità da rivedere, da cambiare, da modificare. Però non siamo noi in una stanzina di Luserna, No. non possiamo far nient'altro che cantare questo brano qui. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le un'estate al mare, voglia dire il mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura d'affogare. Sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia dire il mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura d'affogare. Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagno al lago, per vedere da lontano gli ombrelloni, un'estate al mare, stile balneare, toglimi il bikini. Quest'estate ce ne andremo al mare, quest'estate ce ne andremo al mare, E lo confermo, ce ne andremo al mare. Sì, quest'estate ce ne andremo al mare, tutta a casa Peiretti. Sì. Hai già prenotato le vacanze, Branca? Vai da qualche parte? Per me le vacanze sono un tasto dolente, mio caro Peiretti, dolente. perché Come? c'ho Porche? tantissime serate musicali, ho tante serate, Ma quindi prenditela una pausa. fino a settembre niente vacanze, poi a settembre magari qualche giorno lo farò, però Brava. fino adesso devo correre il Di sabato, qua, la di là. domenica, sono di qua, sono di là. Smonta microfono, Sì, smonta sì, microfono, sì. e soprattutto regala la tua voglia di divertirti, la tua voglia di cantare
cantare, che è una cosa stupenda. Sono le 20:33. Senti, regia, voglio fare un piccolo cambio in scaletta, ma prima parliamo di un evento molto bello che inizierà tra qualche giorno in quel di Bagnolo, Piemonte. Vai regia! Sono contento perché Bagnolo mi ha adottato, sia la Proloco che queste altre associazioni. Grazie Bagnolo, un applauso a tutta Bagnolo. Bravi, bravi. Dal 4 al 9 luglio 2024, Piazza San Pietro, arriva la festa patronale di San Pietro. Giovedì 4 luglio la Gran Paella alle ore 20, poi Meo Tomatis alle ore 21 si balla, mentre venerdì 5 luglio sarà la volta dei Brumbas Band a intrattenere musicalmente la serata, mentre prima possiamo mangiare con lo street food dalle 7 di sera. Sabato 6 luglio invece la Groove Jet alle 9:30 per quanto riguarda la musica, poi la Bike Experience alle 9 del mattino, scalate leggendarie. Domenica 7 c'è la Fera Zamper alle ore 9, sfilata dei commercianti alle 8:30, serata latina con Davide Latino. Ma ricordiamo che domenica ci saremo anche noi con le telecamere di Rete 7, io e la zia Marta, in giro per Bagnolo, quindi scansatevi che arriviamo noi, scansatevi, ve ne combiniamo di tutti i colori, domenica. Lunedì 8 luglio, seconda edizione del Picnic Green, pomeriggio giochi con i bimbi dalle 3, mentre lo spettacolo pirotecnico alle 22:30. Finiscono i festeggiamenti martedì 9 luglio col DJ Matteo Dianti, che saluto, che partirà a suonare alle ore 22, ma prima alle ore 20 c'è la pizzata dei commercianti. Per info e prenotazioni 353 321 054 e 6. Durante tutta la manifestazione Luna Park Bar Street Food sempre aperti, ragazzi, sono 6 giorni imperdibili a Bagnolo, Piemonte. Andateci. Voglio concludere questo tempo con quella canzone che mi hai fatto sentire. Sì, quale? Perché è troppo bella. È carina, dai. Comacose. Comacos'è o Comacose? I Comacose sono un duo, sono marito e moglie. Ah sì? Non sapevo. E cantano delle canzoni simpatiche. Bella, non l'avevo mai sentita, fatta prima nelle prove, ho detto, è bella sta sì. Dai, Comacos'è? balliamo tutti. Vai. Mona Lisa è il suo nome d'arte e si perde per un istante tra la musica delle piazze. Batte il sole sulle serrande, fuma sola ma intanto piange. Sembra una molto più grande di me, ma è una ninja di mondo, figlia del porto, balla sopra una cassa. Il cuore che le segna in fretta, che non è più una ragazza. Odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta. Scappa da un Dio che parla, il gergo della malavita. Malavita, 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 malavita. Ti rivela sempre un mare di cose sotto i veli delle giovani spose. Gli occhi neri mi sembrano i tuoi. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, che non hai mai visto un mazzo di rose. Non sarà mica colpa del tuo nome, e tu non ami, tu fai solo l'amore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Occhi rossi come dei flash, ma la vita sognando il cash. Desideri che mandano e la tua testa in crash. Viola di campo non sarà l'ennesima, bocca di vino color di quaresima, che dovrà vendere cara la pelle ad un cattivo mercante di stelle. Sotto una luna che sembra una cometa e un tirapugni d'argento sopra ad un guanto di seta. Lei odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta. Scappa da un Dio che parla, il gerlo della malavita. E malavita, 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 malavita. Ti rivela sempre un mare di cose sotto i veli delle giovani spose. E gli occhi neri mi sembrano i tuoi. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, che non hai mai visto un mazzo di rose. Non sarà mica colpa del tuo nome, e tu non ami, tu fai solo l'amore. Mona Lisa è il suo nome d'arte e ha voluto giocarsi a carte. La fortuna ma è già distante da qui. L'hanno vista sopra ad un treno che fuggiva dal suo veleno. Il passato è una serpe in seno, si dice. Malavita, 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 malavita. Ti rivela sempre un mare di cose sotto i veli delle giovani spose. E gli occhi neri mi sembrano i tuoi. E Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, che non hai mai visto un mazzo di rose. Non sarà mica colpa del tuo nome, e tu non ami, tu fai solo l'amore. Super Dance in Casa Peretti. Tu sorridi ma nascondi il dolore, e tu non ami, tu fai solo l'amore.
Tu non ami e fai solo l'amore. Com'è beh. possibile? Sì, si può fare. Si può fare. Si può fare. 20:38, devo dire una cosa super importantissima. Ma a tutti o solo a me? No, tutti. tutti. Domani sera qui con me torna Chiara De Lorenzo per la seconda volta in diretta televisiva, quindi mi raccomando, tutti collegati, ci presenterà 2 o 3 sue canzoni inedite. Molto, molto quindi bello. sarà un'altra gran bella serata in casa Peiretti. Sono le 20:38, anticipo un pochettino la pubblicità e poi torniamo in onda con un brano di Sanremo 1990, ma non voglio dirvi di più. Pubblicità. Io non so se nella vostra vita vi è mai successo, amici a casa, alla fine di una relazione, di un periodo d'amore, sentirvi dire queste parole: restiamo amici. Valentina, te è già successo? In realtà no. No. Non mi è successo mai, però penso che non sia facile rimanere amico di una persona che hai amato. Secondo te è difficile? È molto difficile. Secondo me col tempo, e dipende anche da Sì. come la storia va a morire, no? E ce lo racconta meglio di sicuro Riccardo Fogli. E pensare che in te ci ho creduto e ho vissuto i tuoi anni col tempo e t'ho vista cambiare, così chiusa e distante da non riconoscerti più. Ho il silenzio che tocca i ricordi, un sottile dolore. Ma quali amici dopo tanto amore? Ma quale amore puoi? Una lenta discesa dentro me per riprendere il volo e fare a meno di te. Ma quale amore puoi? I tuoi sguardi confondono ancora i discorsi tra noi. Ognuno la sua strada, con tutto il suo cambiare. E questa nebbia sale, non mi cercare più. E che un anno a passare ci mette una vita per chi come me è svuotato nel cuore. Nei tuoi occhi si spengono tutti i riflessi di allora, mentre il freddo comprime i pensieri, affatica il respiro. Ma quali amici dopo tanto amore? Ma quale amore puoi se c'è un vento che soffia su di noi, rallentando le ore fino a farci sparire? Ma quale amore puoi se mi fermo un momento a guardare indietro e non so più chi sei? Il lago incontro luce e tutto è irreale. L'inverno di finire non ne vuol sapere. Siamo qui, io e te, a prolungare ancora questo addio. Un anno dopo tutto è uguale, ma è un anno dopo. Puoi riprendere il volo e fare a meno di te. Ma quale
dimenticata, ma posso dire a Cavalettina, canzone bellissima. Un capolavoro. Oh, a me piace. Piena di emozione. Vabbè, poi Riccardo è Riccardo. A me mi piace cioè, andare a ragazzi. scovare dei brani che non canta Bello, più nessuno, bravi, le Piretti, canto mi hai in fatto giro. venire i granet, come dicono da queste parti. I brividi? I brividini. I brividini, sì, i brividini. Andiamo a leggere un po' di messaggi. Oh, vai sì. regia, vai, vediamo un po' chi ci ha scritto questa sera. Vada. Innanzitutto facciamo un applauso alla regia di questa sera. Grazie, Federico regia. ha fatto un capolavoro, non ha sbagliato niente. Bravo Fede. Con voi il tempo vola. Dani d'Alessandria. Sono passati È più di vero, 4 anni. È vero, ragazzi. Dani. Guardo le foto di Siamo 4 più anni fa. vecchi di 4 anni. Era un bambino, Branca, era un Guarda qua. bambino. Guarda Super. che bella, guarda lì che Chi bella. sei? Con Chi sei che mi fotografi? Chi con sei? tutto un alveare colorato dietro. Con Fantastico. tutti questi bello. ricciolini. Bello. Ogni sera siamo con voi. Viva Casa Peretti. Giovanni d'Alessandria. Grazie Gio. Grazie. Allora, carissimo Enrico, dopo il weekend a San Siro con il grande Max Pezzali siamo nuovamente con te. Bacia Alfonsino e Germano. Grazie. Ciao ragazzi, sono andati al concerto di Max. Bello, è stato bello ragazzi. Vi è piaciuto? È stato bravo il Max? Finalmente siete tornati a Casa Peiretti, sto cantando con voi, grazie per la compagnia, ciao da Elena. Merci beaucoup Elena, grazie Ciao, a te. Stellina e Birba salutano tutta Casa Peretti. Lili da Rora. Belle. Miau, Blasone, ti ho trovato fidanzata. A te a Bruno. Vada. Ti scrivo poco. Aspetta che questo è importante. Ti scrivo poco. Sei tanto bravo e professionale. Un plauso per la serata di Bagnolo. Una che vuoi di Battiato sarebbe gradita, Piero da Cavour. La mettiamo in programma. Se non domani, dopodomani. Battiato. Dai, Sì. la facciamo. Grazie Piero, grazie mille. Ciao Piero. Ricordo che tutte le richieste venite accontentati, ma non nella serata, perché dobbiamo capire tonalità, musica, eccetera. Ciao Enrico, ciao Valentina, ben ritrovati. Come sempre Valentina sei stupenda. Un abbraccio grande. Stefano, Gabriele, Milli. Grazie, è bello, Trova Ciccio. il cucciolo lì in mezzo. Che trovalo. bello. Bella Milli. Bravissima Valentina, lo dice Maddalena. Ciao Maddalena. Ciao Enrico, dopo un breve periodo di vacanza sono tornato a seguire questa bella serata con la bravissima e bella Valentina con tutto il cuore. Grazie chiunque tu sia. Grazie mille, grazie. Brava. Vai. Brava Valentina, punto. Super. Ciao Enrico, mi piacerebbe mi cantassi Uomini Soli, Valentina da Cavour. Ciao Valentina, vediamo di metterla in programma in queste serate. Grazie per la richiesta. Un brano che non faccio da un po', mi piace così tanto. Bene. Ciao carissimi Enrico e Valentina, come sempre bravissimi. Inizio super. Un abbraccio da Laura Angelo Mondovi. Yes. Tutte le sere controllo se ci sei e quando appari è uno scoppio di senza ioni straordinari. Branca, sei fantastica. F da Luserna. Sensazioni straordinarie dalla nostra Branca. Sensazioni. Senza ioni. Senza ioni, sembra quando facevo a scuola lì chimica o ioni positivi, ioni negativi. F puntini mi intriga. Ciao ragazzi, domani è un altro giorno e si vedrà, speriamo ancora il sole. Un abbraccio per due. Ciao Medeo, grazie. Ciao Medeo. Codice 4, adesso abbiamo un po' di voti, vediamo un po'. Codice 4. Cosa? Codice 7, velocissimi coi codici. Quindi il 4, Red and Wild. Poi abbiamo Sara N. Ciao Enrico, belle serate con voi. Non esiste nome noia. Valentina sempre sorprendente, con voce bellissima, sei molto elegante. Chiunque tu sia, grazie. Vero, Valentina è sempre molto elegante. Codice 7, Sara N. 2 voti per lei. Poi ricorda che questi voti vanno sommati su quelli di YouTube, quelli della puntata precedente. Contest di Bagnolo, voti il numero 3, The Ruins. E poi voto al codice 5. Già, gli Olin, bella puntata. Viva la musica dal vivo, bravi tutti. Un voto anche per gli Olin. Vedi che comunque i voti sono, le classifiche sono tutti molto attaccati, e quindi qualsiasi voto potrebbe cambiare il tutto. Lu Serpent, perché tu Lu Serpent, codice 6. Prima ho detto Liu e sono gli alunni del sole. Lu Serpent. Ciao, il voto gruppo il numero 3. Bene.
E poi voto il codice 5, Olin, bella puntata, viva la musica dal vivo. Questo è un doppione, comunque grazie per questo voto. Ricordo che va conteggiato soltanto uno dei voti, anche se ne mandate 10 con lo stesso numero di telefono o lo stesso profilo YouTube, va conteggiato soltanto un voto. Voto per i Ruins, codice 3, i Ruins recuperano, mi sembra che erano quarti o quinti, un po' di voti. Il 2, Affittasi Cantina, che si trovano al secondo posto della nostra classifica parziale, che magari adesso andremo a rivedere. The Ruins, codice 3. Per chi si fosse collegato tardi, non è che sto dando i numeri, ma sulla nostra puntata YouTube ieri è partito il contest di Bagnolo, che potete andare a decretare voi chi vince, il vincitore, votando nei commenti sul profilo YouTube. Liu Serpent, codice 6. Oh ragazzi, cambiate il nome, mettete il Liu, è molto più facile per me. Scrivi The Ruins, codice 3. Scrivete, votate. Poi Eccoli qua, The Ruins, codice 3, sempre loro. stanno recuperando, codice 2. Affittasi Cantina. Ok regia, io ti ringrazio. Poi Liu Serpent, codice 6. Andiamo avanti con i voti così, perfetto, perché ce n'è tantissimi. Voto il numero 6, Liu Serpent, che si sono esibiti al bar Roma di Bagnolo Piemonte. Guarda quanta gente sta votando. Adesso voti, c'è codice 1, le nuove zone d'ombra SDM. Bene, ok regia. Valentina, ci porti Dimmi. in un'atmosfera particolare, molto bella, in una sera davvero unica, Certo. che è quella, la sera dei miracoli di Lucio Dalla. E la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda, e lo dice anche la radio, anzi la manda in onda. Tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire una nave sulle onde. Si muove la città con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Questa sera vola, le sue vele sulle case sono 1000 lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. 2 a 2 gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. In mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. E andiamo ancora a rivedere una volta la classifica di questo contest. Vai regia, in onda, dai, vediamo un po'. Nel frattempo chiudiamo con le note. Vincono Sara N, Provvisoria. Ammazza veloce regia. Eccoli. Sara N, Affittasi Cantina, secondo posto. Terzo posto, Liu Serpent, Red Wine and Blues. Votate su YouTube, votate durante i live.
Grazie regia. E la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire. Se volete rivedere questa puntata, canale 83, ore 21:30, Piemonte più. Insomma, gran lavoro questa sera di Alberto. Scusami, non di Alberto, ho sbagliato. Di Federico. Poi si arrabbiano tra di loro. Federico. Valentina Branca, la voce per voi. Enrico Pinetti! Scusa Fede, ho sbagliato. Perché posso sempre indovinare tutto, Stanno dando delle faccine strane in chat, non vi facciamo vedere. Un papero molto Un arrabbiato. papero rosso. Molto arrabbiato. Grazie ragazzi, è stata una bellissima serata, voglio ringraziare davvero tutti voi, vi invito a seguire il canale Facebook, il canale YouTube, ma soprattutto a non cambiare mai il canale da Rete 7, ok? Potete fare tutte e due le cose, nella TV Rete 7, Casa Peiretti, telegiornali, Buongiorno Dottore, Buongiorno Avvocato, tutti i telefilm, e poi godetevi anche questa tecnologia, perché è inutile che andiamo a dirci che non c'è, e insomma ormai viviamo quasi tutti con il telefonino come accessorio, come fossero le mutande, e quindi che sia, non possiamo andare oltre, perché poi chi dice il contrario perché dice una bugia. È così. Grazie Valentina! Ciao, grazie a voi. Grazie a ognuno di voi, mi raccomando, domani altra puntata, giovedì, poi venerdì ci sarà uno speciale, cioè sarà un mese da passare insieme e speriamo sempre nel bel tempo, e se non c'è il bel tempo cerchiamo di portarlo noi con la nostra allegria, la nostra musica. Guarda che viso sorridente, come il sole ragazzi, il sole. Se piove fuori vi mettete una replica con Valentina Branca. Ok. Ciao a tutti, grazie!